In onda la rassegna stampa. Ci sono, lo so che mi aspettavate, ma che ci fate con la mia voce, mi chiedo, eh? Cosa fate mentre io vi leggo la rassegna stampa? È una domanda di quelle potenti, signori. Sono le 7:30, vedi Francesco, hai tirato le 7:30. Bravissimo! Oggi vestito invernale, Francesco, anche perché a Milano davvero 15 gradi come nulla fosse. Fantastico, se non fosse che certamente il freschetto si paga con problematiche, con cose gravi che accadono. Vedremo il bilancio dell'ultima piovuta di ieri sera in Brianza, in Lombardia e non soltanto. Dobbiamo sempre incrociare le dita delle mani e dei piedi ogni volta che vediamo un temporale. 2 temporali con forte vento nel giro di poche ore a Milano e a Interland. E nell'Interland, scrive il Corriere, accumuli temporaleschi sui cieli della Lombardia. Infatti vedevamo ieri nuvole bruttissime che giravano, se ne andavano, ritornavano, e ve l'ho detto, incrociamo le dita delle mani e dei piedi. Non c'è l'emergenza climatica sul riscaldamento. Sì, c'è, sì, sicuramente, però chiaro, non cambia assolutamente niente se prendiamo l'auto elettrica, sappiatelo. E anche se il comune dove vivete è governato dal PD, e vi giuro, arriva lo stesso il temporale, c'è gente che davvero dice no, devo votare PD, altrimenti arriva il temporale e mi fa volar via la casa. Tiè! Il buongiorno si sente dal Varin, certamente oggi giornata speciale perché, non lo so, io compiono tutti gli anni oggi, che cavolo. Elvis, ti ascolto da quando avevo 13 anni, oggi ne compio 47. E cosa posso dire, Elvis? Sei uno dei miei fan più incredibili. No, ce ne sono anche altri da prima ancora, dai primi anni '80, penso un po'. C'è qualcuno come la Barbara, ma anche il Bar Arcadia, insomma, la Marinella del Bar Arcadia di Pontida è tra le mie primissime ascoltatrici, primi anni '80. Ma oggi compie gli anni anche Marco, Dario, Andrea, sai che non sono sicuro. Rognoni? Secondo me sì. Giulio Cainarca, anche qui, signori, e non si dice, non si fa, ma in questi giorni, in queste ore, c'è anche il suo di compleanno. Succedono cose strane l'8 di luglio, davvero, Meglio non pensarci chi compie gli anni l'8 di luglio. E allora il buongiorno si sente dal Varin, come al solito, una non rassegna stampa che vi regalo ogni giorno per cercare di capire cosa sta succedendo sui quotidiani e nella triste e non sempre realtà, ma soprattutto naturalmente per stare un po' insieme, perché dalle 7:30 alle 9:30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno c'è pure la replica. Oggi è martedì e sarò dalle 20:30 alle 21, e insomma bisogna anche farla un po' leggera la cosa. Prima di tutto diamo un'occhiata a cosa cavolo è successo nella notte, perché hanno cenato alla Casa Bianca. Trump ha detto a Netanyahu basta guerra a Gaza, e Bibi Netanyahu, per gli amici, lo candida al Nobel, ok? Ci mancava chiaramente alla collection, e speriamo che sia la volta buona che si fermi sta guerra, perché cominciamo averne un po' piene le scatole, di Bibi, di Trump, di Zelensky. No, non avete questa sensazione voi, sono solo io che faccio la rassegna stampa, per cui ce li ho qua sott'occhio tutto il giorno, ma io li evito, vi meno via ad altro. Però è l'apertura, oltre che di Repubblica, anche del Corriere. Netanyahu a cena da Trump, che preme per la tregua. O candidato Donald al Nobel per la pace. Gaza, uccisi 5 soldati israeliani. Chiaramente il Corriere, e non solo, in questi giorni si chiede che cosa resta di Hamas e anche della striscia di Gaza. Forze decimate o potere intatto? Oggi controlla solo il 20% della striscia, sappiatelo. Altra notizia che riguarda gli esteri: corruzione, scandali, alcolismo. Trovato morto il ministro russo, rimosso da Putin, è suicidio. Questo Starovoit stava per essere accusato di tangenti, è stato rimosso
ma qualche giorno dopo l'hanno trovato morto in auto, come nei più normalissimi film gialli, la pistola vicino al corpo. I dazi, nuova ondata di dazi tra il 25 e il 40%, signore e signori, anche qui cominciate a averne un po' piene le scatole. Tu dici, ma sì, però, cioè, tira, molla, tira. C'era quel fumetto, negli anni 80, 70, tira, molla, tira, voglio, regalatemi il fumetto tira, molla. No, a proposito di tira, molla, oggi arriva Marco Grimoldi, che non c'ha niente a che vedere con tira, molla, ma è quello che ha inventato i gadget di Radio Libertà. Se avete a casa qualche stupitatina, si fa per dire, tipo il famoso orologio con scritto Radio Libertà, il portachiavi bruciacchiato, ma ne abbiamo venduti di tutti i tipi in questi anni, anzi in questi decenni, fin dai tempi di Radio Padania Libera. Beh, attenzione, perché stamattina arriva Grimoldi con nuovi gadget, quindi ve li presenteremo in diretta e sono alquanto emozionato. Comunque sia, ok, anche i dazi, nuova ondata di dazi tra il 25 e il 40%, rinviamo al 1 agosto, si tratta con l'Unione Europea, sappiatelo. Tuffiamoci sui quotidiani e c'è forse l'apertura più bella, lo so, ragazzi, io sto diventando un po' comunista, però so bravi quelli del manifesto, e quindi non si può far finta di niente, sono bravi. E peccato che non ci sia più il giornale, lo stavo cercando qui nella rassegna stampa. È sparito come? Non avete aperto la porta al comunista? Perché questa cosa? Bisogna aprire la porta al comunista. Se n'è andato senza dire niente e vabbè, quando lo ritrovo ve lo leggo. Intanto, per farvi contenti ugualmente voi amici di sinistra, ecco il quotidiano L'Unità, e voilà, signore e signori, la decima Musk, signori, questa è fantasia al potere, contro Trump, e ora il re rischia il trono, scrive Piero Sansonetti oggi sul quotidiano L'Unità. Le divisioni nella destra salveranno l'America. Chiaramente la decima Musk, la discesa in campo diretta di Elon Musk nella politica americana non può essere liquidata come folklore, sia per la quantità praticamente infinita delle risorse economiche alle quali Musk può attingere, è il più ricco, sia per la visibilità del personaggio e per il fascino che esercita su quella parte della popolazione americana che non lo odia. La domanda è: Musk può fare male a Trump? Qui mi fermo, ma chiaramente se vi sta simpatico Piero Sansonetti dovete comprare, compra il quotidiano L'Unità, costa soltanto 1,50 €, ma soprattutto già potete scrivermi, se mi seguite in diretta sono le 7:38, al 340 6709 659, memorizzate sul vostro cellulare, questo è il nostro numero di WhatsApp, in qualunque momento del giorno o della notte ci scrivete, il primo che arriva in radio vi legge il messaggio. 340 6709 659, potete scrivermi in tempo reale ciò che pensate, ad esempio se Musk, insomma, lo vedete oppure no, fare il presidente degli Stati Uniti, e soprattutto se può veramente fare del male a Trump. Tu dici, ma sono così conciati? Tu dici, passare da Trump a Musk ci vuole un bel fegato, Non dimentichiamo che gli americani lo vogliono comunque un leader che sia leader ultimamente, così come, perdonatemi, anche in Italia c'è una gran voglia di una persona che attragga fiducia, che non è facile, signori, è una persona che dica ma io mi fido di questo. Quanti ce ne sono stati? Pochi, puntualmente sono andati su e poi sono scesi giù, e qualcuno se n'è andato proprio, come Silvio Berlusconi, che non lo devo citare, se cito Berlusconi Forza Italia guadagna subito un punto. Guarda, ho imparato, sto zitto, poi di Tajani parliamo questa mattina, avremo Luca Toccalini con noi alle 11 e parleremo di quanto vogliamo bene a Tajani e il suo Ius Italie e magari ciò che la Lega vuole rilanciare di un po' più serio, perché
forse c'è qualcosa di un po' più serio rispetto allo Ius Italia. Che ne pensate? WhatsAppatemi al 340 6709 659. Nel frattempo saluto chiaramente gli amici che già mi stanno scrivendo, che già sono svegli allerta. Ci sono quelli che sono già in giro in auto e mi sentono con la radio DAB. Non dimenticate che se andate in vacanza con la radio DAB, che qualunque autoradio ha la banda DAB della radio, scrivete DAB, salta fuori subito, e ci potete sentire in tutta Italia senza utilizzare internet, importantissimo. Certo, ci seguite nell'autoradio, ma anche in qualunque radiolina che avete acquistato negli ultimi anni. Cliccate DAB, ok? Non FM è banale, ce l'hanno tutti. Sul DAB la radio si sente meglio, ma soprattutto ce ne sono un fracco. Chi trasmette solo disco music, chi trasmette solo jazz, solo musica classica, chi parla. Ecco, perfetto, siamo noi, parliamo. Eccolo il manifesto, fammelo vedere, fammelo toccare, eccolo qua il manifesto. Secondo me è la più bella copertina oggi, Amico caro, che è anche un modo di dire, sai, amico caro, e c'è la faccia di Trump con le braccia conserte, che lì che aspetta, come per dire, allora, quando paghi sti dazi, spedite le prime lettere in cui Trump esige i suoi dazi, ma li rinvia al 1 agosto. Il costoso alleato atlantico offre una boccata d'ossigeno all'Unione Europea che lotta per evitare tariffe peggiori del sostenibile 10%. Minaccia i BRICS. Chi si allinea a loro sarà colpito duramente. Prima pagina del manifesto, amico caro, fa ridere, bisogna tagliare anche giusta, sono bravi. Sole 24 ore, una verità che continua purtroppo, e sai, c'è una motivazione per cui non compriamo più auto. Stellantis crolla la produzione auto, titolo principale del Sole 24 Ore. Secondo Filmcisl, in 6 mesi l'Italia ha perso un terzo della produzione, meno 33,6%. Il calo interessa tutti gli stabilimenti del gruppo, giù anche i veicoli commerciali. Che succede? Anche qui, altra domanda che vi metto sul tavolo. 340 6709 659. Che succede? Voi dovete comprare una macchina, aspettate a comprarla, è vero? È vero, anche perché qui cambia il mondo ogni 2-3 ore e chiaramente anche i sindaci amatissimi, poi arrivano i sondaggi, ve li leggerò, i sindaci molto amati a Milano, è amatissimo il sindaco Sala, chissà come mai più amati sono quelli della Lega, i presidenti di regione della Lega, perché ce l'abbiamo molto duro, politicamente, of course, e governiamo bene. Dai che vi porto su Avvenire, così chiediamo perdono e ci confessiamo. Quotidiano di ispirazione cattolica, il titolo di Avvenire di oggi è Guerre di interessi. Mai titolo fu più vero. In Medio Oriente e Ucraina la violenza degli scontri si mescola alle ragioni economiche e Musk rilancia. Trump vede Netanyahu sul tavolo, la tregua a Gaza, sullo sfondo i progetti immobiliari. E sai che lì vogliono fare la riviera, no? Nuova escalation su Odessa, Roma pronta alla conferenza per la ricostruzione e la pace. Anche qui bisogna ricostruirla l'Ucraina. Speren ben, perché normalmente poi quando inizia la ricostruzione si fa avanti qualcun altro e noi restiamo così boccaloni a bocca aperta. Cambio subito, il Corriere ve lo risparmio ancora un po', dai. Dove vado? Vabbè, me lo state votando, ieri l'abbiamo un po' bistrattato, l'abbiamo tenuto per ultimo. Oggi il quotidiano Il Tempo è tutto vostro, signore e signori, esclusivo. Oggi Il Tempo intervista Rudy Giuliani. Il partito di Musk è solo nella sua testa. Non nella sua Tesla, nella sua testa. E capite che potrebbe anche aver ragione, cioè siamo qua noi giornalisti, ragazzi, è per quello che non sto seguendo così tanto tutta la situazione e queste notizione, perché cambia, è tutto così fluido.
amore, mi dai un bacio, mi sento fluido anch'io. Davvero, da un momento all'altro cambia tutto e stiamo qui a perdere tempo, ma parliamo di cose serie che sono purtroppo avvenute e bisogna fare in modo che non avvengano più. E qui diciamo una roba e mezz'ora dopo ne devo dire il contrario. L'ex sindaco di New York, intervistato oggi sul quotidiano Il Tempo, accogliere i delusi, stanno già con Trump. Così non è un vero problema per Donald. Il caso Epstein per me un colpo basso, insomma, esclusivo oggi. Rudy Giuliani sul Tempo, ma c'è Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo, che parla della Shura, hanno festeggiato, hanno ballato i nostri amici immigrati, mica tutti, e qualcuno magari vive già qua, musulmani, l'altro giorno per la festa della Shura. Peccato che le donne erano rinchiuse in un recinto, loro non possono festeggiare. Non so se un domani, presi dall'impeto dell'integrazione a tutti i costi, i grandi sindaci di sinistra che negli anni 90 imperavano nella politica nazionale apriranno qualche moschea abusiva nelle zone a traffico limitato tanto care al loro elettorato. Sarebbe un bel pensiero per i nostri amati imam che dopo aver predicato odio e violenza spacciandola per fede in Allah, se ne potrebbero tornare a casa a piedi. Eppure, ci dice la classifica di Antonio Noto per il Sole 24 Ore, che nelle nostre metropoli Roma e Milano, governate entrambe da esponenti al primo livello del Partito Democratico e dintorni, il consenso cala. E se per Roma possiamo tenere conto che l'impatto del giubileo e i tanti cantieri ancora incompiuti possono alterare un po' il giudizio su Roberto Gualtieri, la lenta ma inesorabile caduta di Milano e del manager dell'Expo, diventato sindaco all'epoca di Renzi, Giuseppe Sala, è proporzionale all'attenzione per i ricchi e al buonismo spiccio con cui da anni si chiude gli occhi di fronte a criminalità e comunità ostili. Ditelo alla Shura milanese che adesso di moda va la Shura. Ditelo alla Shura milanese che adesso di moda va la Shura. Che uno dice, Sammy Varini, stai sparando cacchiate, io ti sto anche ad ascoltare. Oh, la Shura milanese, parlo per tutti i romani all'ascolto, la Shura è la Shura, la donna milanese, ok, non è più di moda. E infatti non può proprio entrare a festeggiare con i musulmani. Adesso c'è la Shura, L''Ashura, che è questa festa, ne abbiamo parlato, sciita, cui hanno partecipato nel weekend centinaia di musulmani proprio davanti alla stazione centrale. Ha fatto scena, ma chiaro, non l'ha trasmessa nessun telegiornale. Dovete seguire i social della Lega Salvini Premier, ad esempio, e salutiamo gli amici che mi stanno sono in diretta con questa rassegna stampa sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, me la tiro tantissimo. Se non seguite queste pagine, o Silvia Sardone o Vannace, se non seguite cioè Dato Vaglieri, la Cisinte, questi sono i pezzi grossi della Lega che seguono il problema immigrazione e sono filmati che fanno rabbrividire, perché vedi tutti questi musulmani nella piazza davanti alla stazione centrale che e festeggiano, non si percuotono, perché per tradizione dovrebbero percuotersi per chiedere perdono. Questi non c'erano mica voglia di percuotersi, e però le donne erano chiuse in un recinto di fianco come fossero degli animali. E come mai questa cosa? Ma perché? Come mai? Ma perché? Soprattutto perché le femministe stanno zitte davanti a queste cose. Silenzio. Così Sala, zitto zitto, ha aiutato l'imam della moschea abusiva. Zitti zitti che a pagina 4 scopriamo qualcosa. Milano come Teheran, siamo sul Tempo, il raduno alla stazione centrale organizzato da Ali, guida di un centro di preghiera non autorizzato.
Parla l'europarlamentare Cisint, Lega, lottiamo contro l'umiliazione delle donne. Insomma, scrive Giulia Sorrentino, una domenica pomeriggio all'insegna dell'Islam sciita, quella che hanno vissuto i cittadini milanesi, in occasione della celebrazione dell'Ashura, la festività islamica che commemora il martirio del nipote di Maometto. Più di 1000 musulmani, orco, pensavo fossero qualche centinaio, hanno occupato la zona della stazione centrale, provvedendo prontamente a tenere le donne interamente velate, separate dagli uomini con un telo nero. C'è un dettaglio però che dovrebbe far ulteriormente preoccupare. Il momento di preghiera tenutosi prima della marcia è stato affidato tra gli altri all'imam della moschea di Milano di via Valsolda, tanto che il servizio d'ordine aveva il loro nome sulle pettorine. Come quasi tutti i loro centri di preghiera, non essendo adibiti per legge a luoghi di culto, si nascondono sotto il nome di centro culturale. Che è quello poi a cui molti danno i soldi. Centro culturale uguale 5.000. 5.000, signori. Ah, qua mi fermo, ragazzi, perché oggi è potente il quotidiano Il Tempo. Non è una festa, ma una volontà di conquista. Dio mio, scrive Roberto Arditi di spalla. Ragazzi, uscite di casa, cercate un edicolante possibilmente italiano, perché non so quanto gli stia simpatico Il Tempo all'immigrato in questo momento, ma magari se è ben integrato è dalla nostra parte, e conquistatevi il quotidiano Il Tempo, che costa poco e rende molto, cioè ci fa pensare a problematiche che tu dici ma no, ma non sono questi i problemi sono il maltempo, i problemi sono il lavoro, vero, verissimo, però attenzione, è tutto dentro, maltempo no, ma all'interno del lavoro c'è anche questa problematica degli immigrati che continuano ad arrivare, quelli che stanno qua non hanno un lavoro, non hanno voglia di lavorare, non sono regolari, e che ne facciamo? E questi vanno si fanno la loro festa dell'Ashura e le donne le tengono in un recinto come le galline, che a volte le donne sono anche un po'... scusate, un momento di patriarcato. Il centro islamico di Milano è l'Ashura della vergogna. Ashura, ma Sala, come sempre, resta zitto. Potente! A pagina 5 il quotidiano Il Tempo intervista l'eurodeputata della Lega Silvia Sardone, cioè la pagina prima parlava la Cisint, oggi la Sardone. Direi che Il Tempo oggi è tempo di comprarlo, è il nostro giornale, cari celoduristi. La sinistra non dice nulla perché la comunità islamica è un bacino di voti. Fino a quando i musulmani non firmeranno un'intesa, zero concessione. Ricordiamo che i musulmani non hanno firmato nessuna intesa con lo Stato, non hanno aderito neanche a livello mondiale a quello che potrebbe essere un minimo accordo, un minimo comune denominatore per vivere in maniera giusta. Niente, si fanno le loro leggi, anzi sarà solo fatta tanti anni fa la legge è la Sharia, che prescrive delle cosettine non certo belle per le donne che non fanno quello che noi vogliamo. Il centro islamico di via Valsolda, che ha organizzato le celebrazioni della Shura in stazione centrale, è sia abusivo che pericoloso. Ragazzi, c'è veramente oggi da capire tante cose sul quotidiano Il Tempo. Se non vi basta, avete sentito la notizia, ve l'ho letta ieri, la danzatrice italiana arrestata in Egitto. Attenzione a come balli. In carcere Linda Martino, accusata di oltraggio alla morale. È una cittadina italiana di origine egiziana che vive da tempo al Cairo, dove è diventata molto famosa come danzatrice del ventre. Il problema è che non è proprio egiziana, secondo me. Questi si sono un po' offesi perché dice italiana, balla male. Secondo me sì, però no, è chiaro che abbiamo altre cose in testa rispetto agli egiziani, però lei, essendo ormai lì da tanti anni, penso che sapesse cosa mostrare, cosa non mostrare. C'è sotto sicuramente qualche cosa verso noi italiani.
Avanti, siamo sempre sul tempo, ragazzi. Miniera d'oro per una certa informazione quest'oggi. Allarme rosso, crescono i reati d'odio. Piantedosi, prevenire con la tecnologia. Il ministro dell'Interno, pagina 6 del Tempo, nel giorno dei festeggiamenti per i 20 anni della Direzione Centrale Anticrimine dice riconoscimento facciale, incrocio dei dati per riuscire a intercettare i soggetti pericolosi. Ragioniamo sulla possibilità di avere un'intelligente lettura dei dati biometrici da utilizzare in chiave preventiva, ma chiaro, lo fanno in Cina, non lo facciamo noi, riconoscimento facciale a go. Questi strumenti verranno usati solo su pregiudicati e soggetti inseriti in determinate indagini di polizia giudiziaria. Sappiatelo. Intanto, però, la sinistra torna all'attacco, torna ad attaccare i CPR e c'è Suma, è tornato, Suma Oro, ragazzi, ma chissà se è mai stato a cena con Tajani, Suma Oro, che ne pensate? Lo immaginate? Tajani bianco come un cadavere, Suma Oro nero. Oh, ragazzi, il deputato di Italia Plurale, adesso non è più del PD, neanche di AVS, ma per favore, troppo avanti, presenta un'interrogazione a Piantedosi, la sinistra torna ad attaccare i CPR, Sumaoro li vuole cancellare, ha pubblicato un post in cui si dice vicino alle persone private della libertà personale perché senza permesso di soggiorno, è la solita Salis, e lei e lui più o meno vanno molto d'accordo, ma te l'ho detto, a questo punto facciamo il triangolo e ci mettiamo dentro anche Tajani. Cristian Campigli, questo articolo che magari vi leggo più tardi perché adesso so che qualcuno di voi sta pucciando il biscotto nella colazione e non voglio rovinargli tutto. Avanti con la goduria ma perché oggi sto godendo davvero, leggendo il quotidiano Il Tempo sto provando emozioni mai provate prima. Sapete dove ci porta pagina 9? Ragazzi, ci porta da Lucano a Riace, condannato e decaduto, ma Lucano fa pure ricorso e poi attacca il Tempo. Cosa vuoi? Il Tempo ogni giorno parla dell'ex sindaco di Riace, altro che modello Riace. Il sindaco rivuole la poltrona, lui è stato eletto nello stesso giorno, è stato rieletto sindaco, ma anche eurodeputato. E capisci che uno dice, ma allora è bravo. Ma il sindaco rivuole la poltrona e il business dei clandestini che rischia di mandare in default Riace per un buco di 3 milioni. Il sindaco dei migranti rivuole la poltrona, scrive Rita Cavallaro oggi sul Tempo, per riprendere in mano il business dei clandestini che rischia di mandare in default Riace per un buco da 3 milioni e mezzo di euro. Mimmo Lucano annuncia il ricorso contro la sua decadenza decretata dalla legge Severino a seguito della condanna in via definitiva nell'ambito della gestione irregolare del sistema di accoglienza. Il suo modello Riace è finito nelle maglie della giustizia e se la prende col Tempo e se la prende con tutto, ma io che pensavo che fosse una pasta d'uomo, L'europarlamentare di AVS punta il dito contro il nostro giornale, reo di avere svelato i tentativi di rimanere in sella, cioè non bisognava parlarne, ragazzi. Pagina 9, il quotidiano Il Tempo, la vicenda di Riace, direi che è importantissima da seguire, anche perché questi loschi figuri, chiaramente in senso politico, lui è una bravissima persona, anzi secondo me non c'entra proprio niente, gliel'han fatta proprio tutta intorno, come Sumaoro, ma sì, ma non ci credi? No, la Salis no, lei se l'è andata a cercare sicuramente. Fatto sta, ragazzi, che noi siamo tra i pochi che abbiamo il coraggio di leggere queste notizie. Se girate su Radio 24, su Radio Popolare, ma tranquillamente sentite parlare solo di dazi, solo di Trump, solo di che noia, che barba, che noia. Meno male che c'è Radio Libertà, me lo dico da solo. E allora scrivetemi un messaggin, dai, sono Sammy Varin e li aspetto i vostri messaggin. 340 67
09 659. Io sono qua appositamente per leggere i vostri pensieri all'inizio di questa giornata. Certamente tra un pensiero e l'altro io mando anche musica. Qualcuno si lamentava, ieri mi ha scritto, mi ha telefonato dicendo: ma Sammy, mandi poca musica. E sono io che vi faccio la musica, ve la suono e ve la canto ogni mattina in rassegna stampa tra le 7:30 e le 9:30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, ma ogni mezz'ora c'è una pausa musicale sconosciuta, un artista sempre sconosciuto. Se già lo conoscete non c'è gusto. Normalmente alle ore 8 stiamo sui pianisti, ragazzi, e in questo periodo ci sta venendo a trovare il bravissimo, dopo il jingle, Massimo Magni. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buongiorno a tutti, buongiorno Sammy, come state oggi? La traccia che vi farò ascoltare adesso è tratta dal nuovo album, La Sinfonia del Cammino, e si intitola Il Mentore. Dovete immaginare questo album un po' come un viaggio scritto in musica, di un eroe immaginario che decide di lasciare il suo paese natale per andare in giro, per andare all'avventura, per scoprire nuove terre e per imparare nuove cose. In questo caso, in questa tappa del suo viaggio, lui incontrerà una persona importante, il mentore appunto, che sarà molto formativa per lui, per il suo viaggio. Buon ascolto. Serve per pensare, la musica indipendente di Radio Libertà. Lui si chiama Massimo Magni. Se vi piace il suo pianoforte dovete cercarlo facilmente su YouTube. Massimo Magni, tante composizioni adattissime
per meditare, ma soprattutto tra il gnacca e il petaca alle 8 del mattino, se siete in vacanzine, rilassatevi, magari già in spiaggia, fortunati voi, magari in montagna guardando un bel panorama, o magari semplicemente a casa, appunto, pucciando il biscotto nella colazione o rimanendo ancora a letto, perché tanto c'è tempo. Bravo Massimo Magni e bravi voi che avete scelto la nostra musica indipendente, perché insoddisfatti dei soliti cantantucoli che girano sulle altre radio, che sono obbligati a passarli perché sono quelli che pagano. A proposito, invece di non pagare, questa mattina alle 11:30 viene a trovarci negli studi di Radio Libertà di Milano Andrea Mandelli. Andre, ragazzi, questo non potete non ricordarvelo. Perché? Perché ha fatto trasmissioncine come Amici nel 2022, non potete non ricordarlo. Ne parliamo più tardi, intanto vai, un po' di messaggi, un po' di WhatsApp, grazie al 3406709 659. Sammy, la vergogna italiana della cresta sull'energia a spesa di noi poveri idioti. È il governo con chi sta? Il governo intanto si è battuto per avere una bolletta più semplice da capire, e il problema, mago Varin, ve l'avevo predetto, ho detto adesso fanno la bolletta trasparente e ci incazziamo tutti quanti. È quello che sta accadendo. Unico e ultimo vero leader? Sai chi ci scrive, Marco? Chi è l'unico e ultimo vero leader? Umberto Bossi. Beh, ognuno ha i suoi gusti, però effettivamente, dicevo in apertura di trasmissione, ma dove sono i leader? Dove li vedi i leader adesso che Musk scende in campo, che non può fare neanche il presidente? No, non è americano, no, non se ne parla assolutamente di fare presidente, anzi lo rimandiamo al suo paese, non è nato in America, non è permesso fare presidente. E che cacchio vuoi? Magari si fa una nuova legge nel frattempo, però guardandoci in giro, di veri leader che possono prendere in mano una nazione, a parte l'America, che a un certo punto non sono fatti nostri, abbiamo ormai capito come va la situazione, ma qua in Italia, chi c'è? Chi c'è? Per favore, me lo dite? Chiaro, per fortuna che c'è la Lega, non c'è più Umberto Bossi, che salutiamo, c'è ancora e come è nostro ascoltatore, però chiaramente tutto passa, e quindi c'è una rivoluzione anche all'interno della Lega, e con nuovi personaggi che stanno governando da anni, se non da decenni, ad esempio nelle regioni, e guarda caso sono i più amati. Ve ne parlo tra poco, perché sono usciti gli ultimi sondaggi, e bada ben, che sondaggi, ragazzi, sono soddisfazioni. Ciao Sammy, Musk presidente USA, diciamo che da un punto di vista chimico, farmaceutico e di dipendenze potrebbe prendere come riferimento Jeb Gay, farmacodipendente, e anche Walter, non puoi scrivermi queste cose, siamo in fascia protetta. Comunque vabbè, diciamo che è un po' dipendente, dipendente da tante cose, ma anche noi dipendiamo. Buongiorno Sammy, oggi niente di particolare, su X, giusto un bel po' di quod erat demonstrandum di Bagnai a memoria. Grande Bagnai, lo salutiamo. Quindi condivido con te la mia lotta interiore di stamane alle 5:30 in Alta Brianza, se andare al lavoro o stare a casa al calduccio. È vero Stefano? Faceva bel freschettino, 13 gradi questa mattina in Alta Brianza, ma va bene, te l'ho detto, l'importante è che non abbia provocato guai il temporalone arrivato, che faceva veramente paura. La moglie di Formentini, storico sindaco di Milano della Lega, la chiamavano First Shura. È vero Roberto da Monza, è vero, la First Shura, grandissima, è che ai tempi la Shura con la davanti, non esisteva proprio nel nostro paese. Mamma mia, come si sarebbe incazzato Formentini, grande Formentini. Devo avere ancora il suo autografo nel portafoglio, pensa un po'. Che ero molto timido ai tempi, è chiaro, leghista celodurista, tessera RIA del 1987, il sottoscritto, però non sono mai stato, ma ancora adesso, cioè non sono uno che va lì, oh dai Matteo facciamo la foto, anche perché
cioè non mi viene, nel senso che Matteo Salvini è stato direttore di questa radio, abbiamo trasmesso insieme uno di fianco all'altro, che cacchio di foto faccio? E quello è un mio difetto forse, non voglio apparire anche sui social, non è che sono sempre lì a farmi la fotografia eccetera, e poi c'è la Barbara che protesta se faccio troppe foto, mi dice, tutte queste foto, e poi la mia addetta stampa. Pensate se noi fossimo andati nei paesi di questi musulmani a fare una delle nostre processioni di Pasqua, ce l'avrebbero fatto fare, ma è vero, ma non si può neanche andare a ballare. Quella ballerina in Egitto arrestata perché ballava male, secondo loro. Se non balli o balli male, lui ti manda all'ospedale, Una canzone di Edoardo Bennato. Se non balli o balla male, ve la ricordate? Andiamo a far la sciura. E a Sansonetti piacerebbe che Trump venisse eliminato, ma credo che Musk abbia creato una specie di lista civica per raccogliere repubblicani ostili a Trump, scrive Marco da Milano. Quanti compleanni oggi? Cosa vorresti dire? Che le donne sono delle galline? Assolutamente. Oh, ma state lì ad ascoltare ogni virgola di Sammy Varin? Ho detto che i musulmani le trattano da galline, le mettono nel recinto chiuso, Noi non vi mettiamo nel recinto chiuso. Mamma mia, che non si può neanche scherzare. Guarda, ecco, come pena ti porto sulla Stampa. Così impari. Il quotidiano La Stampa questa mattina apre con Unione Europea, dazi non c'è l'intesa, Trump rinvia e minaccia. Te l'ho detto, tutto è il contrario di tutto. Netanyahu alla Casa Bianca, il pressing USA per la tregua a Gaza, ma anche cotta. Oggi La Stampa ha preso una cotta per Cottarelli, una follia i ristori coi fondi PNRR. Oggi Cottarelli sul quotidiano La Stampa. Oh mamma mia, di stampa ce n'è sulla Stampa, ma soprattutto di spalla c'è il vincitore dello Strega, ancora, che si beve il liquore, mamma mia, qualcuno ce l'ha a casa il liquore Strega? Quel buco di 4 giorni nel mio album di famiglia, se vi interessa, Andrea Baiani che beve Strega, lo trovate oggi sul quotidiano La Stampa. Cose belle anche, per fortuna, in centropagina La Stampa mette la storia di Nicole in cura a San Patrignano. È dura, ora non saprei gestire la libertà. La mia lotta contro il crack. Parlavamo prima di dipendenze, ma c'è anche quella brutta che non riesce assolutamente a dominare perché non hai tanti soldi come Musk, e qui naturalmente un pensiero, una carezza per tutti coloro che non riescono a uscire o non vogliono, non possono o non dal problema droga. Qualunque tipo di droga, attenzione, quella pesante, quella leggerissima, lo spinellino che molti dicono, vi conosco, ne conosco anche parecchi, ho spinellino prima di dormire, così sto calmo, eccetera, e non capiscono che pian piano ti rimbecillisci. Sì, anche il vino fa la stessa cosa, purtroppo. È chiaro, non si può berne poco, io non ho ancora imparato, e allora che ho fatto? Ho smesso completamente. Mamma mia, mi sento un Matteo Salvini. Sai quando Salvini ha smesso di fumare? Che eravamo tutti lì a dire, no, ma ce la fa, ma non ce la fa, ma ce la fa, ma non ce la fa. Oh, ce l'ha fatta. Quanti anni è che Salvini ha smesso di fumare? Beh, sappiate, Sammy Varin è da fine aprile che ha smesso di bere vino, e mi sto guardando per dire, ma sei proprio cretino, è qualcosa di bello nella vita ci deve essere, ma è questo il bello, stare insieme, in compagnia, parlare, chiacchierare, avere un microfono importantissimo dove poter parlare e dire il proprio pensiero e ascoltare il vostro. Il resto certamente sono in qualche modo dipendenze, e qui naturalmente l'invito del Sammy Varin per tutti voi: cerchiamo di lottare contro le nostre dipendenze. So che non è facile, anzi è quasi impossibile, però almeno provarci, ti pare? Almeno provarci. Il buongiorno di Mattia Feltri si intitola
immaturi e quest'oggi se ne parla comunque di esami di maturità, di quello che si è rifiutato di farlo, ma anche di quello che è andato per discutere la tesi di laurea e non è più tornato in galera. Tante cose che uno dice, oh ma cavolo, i ragazzi di oggi, noi ragazzi di oggi, noi me ne fanno, ne combinano di robe, ma quello poi è scappato con la fidanzata oppure no? Non si sa ancora. Vabbè, e intanto c'è Carlo Cottarelli, giustamente sul quotidiano La Stampa, pagina 4, ma alla fine l'accordo con gli USA ci sarà? Una follia i ristori con i fondi del PNRR. L'economista boccia lo scudo del governo. Assurdo far pagare ai contribuenti italiani i consumi degli americani. E ancora, signori, l'inflazione in Europa è scesa attorno al 2%. Gli Stati Uniti prima o poi taglieranno i tassi di interesse. Non è certo Meloni il problema. Questa trattativa sui dazi viene condotta dall'Unione Europea e i paesi spesso sono divisi. È vero. Il principale problema italiano è la nostra, cosa sta per dire Cottarelli? Avete capito bene? Burocrazia, che ha inventato il PD poi, è una mia sensazione. Serve una riforma della pubblica amministrazione e una semplificazione che aiuti le imprese. Cottarelli la racconta giusta oggi a pagina 4 del quotidiano La Stampa. Vale la pena comprarla solo per questo, ma anche per a pagina 12. Ne parliamo alle 11, signori, su Radio Libertà, nel cui Parlamento c'è il nostro parlamentare Luca Toccalini che rilancerà verso Tajani e Forza Italia una bella proposta della Lega che sicuramente ci sta meglio rispetto allo Ius Scholae. A pagina 12, giustamente siamo sulla Stampa, Ius Scholae, i malumori di Forza Italia contro Tajani. Ragazzi, si stanno incazzando anche quelli di Forza Italia. È impopolare anche tra gli elettori di sinistra. Sempre più isolato il leader azzurro. Ragazzi, siamo sulla Stampa e portate pazienza voi che votate Forza Italia. Nel partito sono convinti che tanto non potremo mai approvarlo. Mancano i numeri, capito mi hai? È un po' come l'autonomia nella Lega. No, l'autonomia si farà davvero, non scherzare Sammy Varin. Mentre questa storia di dare prima la cittadinanza agli immigrati, ragazzi, non sta proprio in piedi. Ci sono altri problemi. Uno di questi è proprio arrivare all'autonomia, che può essere la chiave di volta per migliorare la vita degli italiani. E allora sto cercando di spiegare la riforma. La goccia scava la roccia, dicevano i latini, no? E Tajani è famoso per dire delle cose assolutamente ovvie. Il problema è che lo votano, capisci? E questa è la cosa che uno resta a bocca aperta. Come cavolo è possibile? Scherziamo, Antonio, stiamo cercando di fare una rassegna stampa anche un po' divertente. La cittadinanza potrebbe essere rivista solo in senso più restrittivo. L'ha detto proprio lui, Luca Toccalini, che intervisteremo questa mattina alle ore 11. Chiaramente, signori, se volete iniziare a prepararvi, a pagina 12 della Stampa ci sono i malumori di Forza Italia contro Tajani. Anche tra di loro stanno litigando, mai come all'interno del PD. Ragazzi, pagina 13 della Stampa, e se ne parla la Stampa, bada ben, vuol dire che è vero. Sai il titolo qual è? PD ribollita Toscana. Ribollita Toscana. Che buona, Decine di sindaci Dem in pressing per la ricandidatura di Giani. Schlein spiazzata, vuole l'accordo con i 5 Stelle e AVS che però sono contrari al bis di Giani. Chiaramente un orrore dietro l'altro, tu dici ancora Giani, con tutto quello che hanno combinato in Toscana, ragazzi, che è rimasta una delle pochissime roccaforte del PD, ma soprattutto le province della Toscana sono quasi tutte passate a destra nel frattempo, per cui fanno anche un po' ridere. Le province sono tutte di destra e la regione di sinistra, ma per favore, ma per piacere. Fatto sta, signori, che a pagina 13 del quotidiano La Stampa Niccolò Carratelli parla di questa ribollita toscana, di come sta andando la situazione da Fiesole a Barberino, lettere aperte al Nazareno, bisogna uscire dallo stallo.
Grillo. Il presidente incassa anche il sostegno dei centristi e della CGIL. Mi rimetto al partito. Come finirà in Toscana? Misteri, apparizioni, sparizioni. Non guardiamo e tiriamo oltre, signori, sono le 8:18, vi meritate il bocconcino gnam gnam con Libero. Apertura di Libero, contestatori da operetta, Propal contro Libero, ci scappa da ridere. Giovedì, presidio dei compagni sotto la redazione, cioè sono andati a protestare contro Libero. No ai professionisti della menzogna e alla criminalizzazione del dissenso, vengano pure. Giovedì, ci troviamo giovedì. Ancora, io giornalista linciato online perché ebreo con la kippa, fango sul web, scrive oggi sul Libero David Zebuloni. Siamo sempre sul quotidiano Libero con l'editoriale anche di Mario Secchi, i dazi di Trump, più geopolitica che economia, quindi avete capito che c'è un qualcosa di più rispetto al fatto che quello voglia i soldi, ma ancora attaccano i maschi, donne dem zitte sulle islamiche messe nel recinto, editorialone di Daniele Capezzone, ma attaccano i maschi, le donne dem, quelle che dovrebbero fare le femministe, se la prendono con i maschi e non con la situazione che durante la sciura, in centro Milano davanti alla stazione, e tutti gli islamici erano lì che ballavano e si percuotevano, non è vero, e il problema è che le donne erano chiuse in un recinto, sì, lo ripeto, come galline, e c'è qualcosa che non funziona, ragazzi miei. Fatto sta, signori, che oggi Libero è davvero potente, e se ne volete la prova, sapete cosa faccio? Vado subito a pagina 6, guardalo qua, la classifica del Sole 24 Ore, ce la meritiamo, crolla il mito della sinistra. I sindaci e i governatori più amati dagli italiani sono di centrodestra. I primi cittadini eletti con la coalizione di governo sono sempre più apprezzati. Ce ne sono 5 tra i primi 10 e nelle regioni il podio è occupato dai leghisti, Fedriga e Zaia, dall'azzurro Cirio. Cioè, ragazzi, siamo i più amati. Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, Alberto Cirio, siamo i più amati, e Gianni arriva più avanti. Se arriva più avanti, ragazzi miei. L'articolo di Fabio Rubini, che ci ricorda anche i prossimi appuntamenti elettorali, e chiaramente siamo lì che aspettiamo, ma soprattutto siamo lì che aspettiamo i candidati. Pagina 6 del quotidiano Libero, complimenti ancora una volta a Fedriga, Zaia, Cirio e anche a tanti sindaci della Lega, amatissimi nel loro paese, nella loro città. Io vado avanti ancora perché, ragazzi, vi ho letto Libero, adesso non faccio finta di niente, vado anche su Repubblica. Dai, siamo gentili. Dazi, le lettere di Trump, l'apertura quest'oggi di Repubblica, ma poi immediatamente andando all'interno, tanto per avere un po' anche di doccia fresca, anche se oggi il clima è molto migliore qui al nord Veneto. L'avviso di Zaia, pagina 19 di Repubblica, ma ribadisco, è Repubblica, non temete. Siamo in acque torbide, eppure virgolettato, una mia lista al 40-45%. Il governatore leghista lancia l'allarme per la sua coalizione in vista delle elezioni regionali e torna a evocare una sua formazione, scrive oggi Miriam Di Peri sul quotidiano La Repubblica. Ve l'abbiamo già detto la scorsa settimana, era su un altro quotidiano, si pensa a una lista personale, una lista particolare di Luca Zaia, ma ripeto, sono sempre chiacchiere, boatos. Sempre sul quotidiano Repubblica, Gabriella Cerami, la sua polemica, stop a ballottaggi e voto disgiunto, la maggioranza assalta le comunali e spunta una norma per eliminare il secondo turno negli enti sopra i 15.000 abitanti. Arriva in Senato, le opposizioni dicono si indeboliscono i sindaci, io dico magari. Il testo antiballottaggi arriva sul tavolo della Commissione Affari Costituzionali del Senato con un carico di emendamenti da oggi in discussione. 700 sono stati presentati dal Partito Democratico
Democratico, da Alleanza Verdi e Sinistra, ma la maggioranza ha intenzione di andare avanti come un treno. Le loro proposte di modifica si fermano infatti a 5 e quindi avremo modo certamente di parlare di cose che magari sistemino un po' meglio la situazione. Ballottaggi, pagina 29 ragazzi, da urlo la notizia che i pedaggi sono salvi. L'avete sentita questa? Già ce la menavano, aumentano l'autostrada proprio quando tutti vanno in vacanza. No! Matteo Salvini ha sentito le vostre voci, le vostre urla di dolore e ha detto no, non firmo quell'emendamento che d'altronde era dei Fratelli d'Italia. Pedaggi salvi, l'ANAS no, cioè nel senso che l'ANAS rimane a bocca asciutta, poverina. Il governo deve tappare un buco da 75 milioni. Facciamo una raccolta ragazzi, la maggioranza riscrive l'emendamento al decreto infrastrutture, ma la soluzione non copre tutti i costi della società stradale. Se ne parla oggi a pagina 29 del quotidiano Repubblica, ma tant'è ragazzi, siamo solo contenti che sì, era un balzello di €1, che però non succeda assolutamente niente, soprattutto visto che stiamo tutti un po' magari per partire per qualche giorno di vacanza. Sarebbe stato un peccato rovinarci. Tu dici €1 in più, €1 in più, che cavolo. Trump, nuova ondata di dazi, scrive il Corriere, ma attenzione, anche sul Corriere in prima pagina c'è il messaggio di Zaia. Una mia lista vale il 40-45%. Luca Zaia e le elezioni in Veneto. Una mia lista può arrivare al 45% e prendere preferenze anche da chi non vota a destra. Anche da chi non vota a destra. Anche da chi non... Sto campionando? In attesa di capire cosa proporrà il tavolo dei leader del centrodestra, il governatore lancia un messaggio. E allora andiamolo a vedere anche qui, l'abbiamo visto su Repubblica, vediamo come lo mette il quotidiano Il Corriere. Regionali, l'affondo di Zaia in Veneto, una mia lista può arrivare al 40-45%, tensione sulle candidature, il presidente siamo in uno stagno con l'acqua torbidissima, che fantasia. Fratelli d'Italia ha sempre espresso perplessità e la Lega nicchia per la possibilità di dispersione di voti, ma una mia lista da recenti statistiche può arrivare al 40-45%. Parola del presidente del Veneto Luca Zaia. Ora cercheremo di capire se il centrodestra vuole valorizzarla oppure no. Dopo vedremo cosa fare, aggiunge. Le elezioni regionali sono dietro l'angolo, si vota in autunno e decidere chi candiderà, non solo in Veneto, che dopo 15 anni perde il suo doge, vanno alle urne anche Campania, Toscana, Marche, Puglia, Valle d'Aosta. Bisogna decidere, caro centrodestra. Siamo ancora in uno stagno con l'acqua torbidissima, osserva Zaia. Sto attendendo di capire cosa proporrà quel famoso tavolo nazionale dei leader del centrodestra di cui si è parlato in questi giorni. In Veneto, regione storicamente di centrodestra, la tensione è alle stelle. La base leghista chiede che il candidato sia del Carroccio e i sostenitori del presidente uscente lanciano un messaggio agli alleati. A volte è meglio soli che male accompagnati, ha detto sabato il sindaco di Treviso Mario Conte dal palco dell'assemblea dei 400 amministratori leghisti. Qui mi fermo, ma chiaramente vale la pena sì spendere qualcosa e comprarvi oggi il quotidiano Il Corriere, perché c'è anche la nota di Massimo Franco. Avvertimento agli alleati su uno sfondo di ambiguità. Così Massimo Franco oggi sul quotidiano Il Corriere, e li vogliamo avvisare sti alleati che ne abbiamo un po' piene le scatoline. Fedriga, facciamoci la canzone. Fedriga, il governatore più popolare. Centrosinistra, in testa c'è Gianni, ma Fedriga, ragazzi, l'avreste mai detto? È il governatore più popolare, bis del leghista in Friuli Venezia Giulia. Tra i sindaci, primo posto per Fioravanti Ascoli. Il presidente di regione più amato si conferma, come lo scorso anno, Massimiliano Fedriga. Dal 2018 alla guida del Friuli Venezia Giulia segue Luca Zaia, governatore del Veneto. Dopo 2 leghisti, medaglia di bronzo sempre nel centrodestra, ma in area Forza Italia ad Alberto Cirio del Piemonte. Mi fermo, certo, però anche qui paginone, a pagina 11 del Corriere, te l'ho detto, vale la spesa. E quanto costa il Corriere? Tanto. Di spalla
autostrade, nel nuovo testo niente aumento dei pedaggi. Ringraziate la Lega, ok? No, perché sai, c'era subito polemica, Salvini, il ministro delle infrastrutture, aumenta il pedaggio. Col cavolo, non era nostro l'emendamento. Il Fatto Quotidiano, me ne vado, sono le 8:28, ci avete fretta di fare la pausa, siete in menopausa, calma un attimo. Il Fatto Quotidiano, l'assalto dei 1300 per riavere i vitalizi. E questa è una verità, è vero. E qui devo dire che siamo assortiti, non c'è soltanto la sinistra magna magna, no, è tutto magna magna. A proposito, questo mercoledì, domani ore 12, Deborah Bellotti, signora delle stelle, vedo, prevedo e stravedo, e chiamo l'astrologa perché non ci capisco più niente. È inutile che di non ci capisco più niente, tu ci capisci, io non ci capisco. L'assalto dei 1300 per riavere i vitalizi, titola oggi il Fatto Quotidiano, casta continua, non cassa continua e neanche lotta continua, casta continua. In arrivo la sentenza della Camera, grande abbuffata. Ecco i deputati, quasi tutti ex, che vogliono azzerare i tagli come già al Senato dal 2023. La gara a destra per occultare le impronte. E qui mi fermo davvero, signori, c'è la pausa, la musica indipendente, ma anche il grandissimo Acerbis. Oggi arriva Mimmo Locasciulli, ve lo ricordate? Un grandissimo appena uscito con un nuovo album e una bella canzone intitolata L'amore dov'è? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata prevalentemente soleggiata sull'Italia, salvo per qualche disturbo limitato a poche zone. In mattinata nubi irregolari interesseranno il nord-est, specie il Triveneto, dando luogo a locali fenomeni soprattutto sulle aree montuose. Instabile inoltre sulla dorsale appenninica e sulle regioni centrali, sole e caldo altrove. Nel pomeriggio tempo un po' instabile ancora sulle aree nord-orientali del paese, nonché su Umbria e Marche, con residui locali rovesci. Sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per un'eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dé della Ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu serve sempre a galo, e così sia.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Quando spengo la luce, mi ritrovo a volare nel buio, mi lascio portare dal vento, attraverso quartiere e città e atterro in un campo di grano, milioni e milioni di fiori, una luna gigante che sale e si specchia nei laghi e nel mare, tutto intorno è silenzio, non c'è neanche un rumore. C'è un mondo diverso che gira e ha un altro motore. Io ti vedo, ti prendo la mano e mi curo di te. Io mi curo di te. Le catene d'argento, la corona di spine, tutto passa e ritorna negli incroci del tempo. La campana lontana, le lanterne nel buio, cambia rotta il destino e nessuno sa mai dove va e continua a volare con le ali coperte di luce, non ci sono confini, non incontro barriere e tutti hanno sguardi di pace. E parole per ogni dolore, meraviglia e stupore, e ogni cosa è perfetta com'è. C'è l'orchestra che suona gli accordi di 1000 canzoni, e il vapore di 1000 fiammelle su 1000 lampioni. Tu riappari, mi prendi la mano e ti curi di me, ti curi di me. Le catene d'argento, la corona di spine, tutto passa e ritorna e si nasconde nel tempo. La distanza, le attese, le vittorie e il declino, e la ruota che corre, si ferma e riparte, poi gira e se ne va. Tutto intorno è silenzio, non c'è neanche un rumore. È il mondo diverso che gira, è un altro motore. Io ti vedo, ti prendo la mano, mi curo di te, tu ti curi di me. Le catene d'argento, la corona di spine, tutto passa e ritorna con gli inganni del tempo, che sia solo un racconto o sia vero l'incanto, a occhi chiusi nel vento a cantare l'amore, l'amore dov'è? L'amore dov'è? Amore, l'amore dov'è? Beh ragazzi, senti un pezzo del genere e ti senti meglio per tutto il giorno. L'amore dov'è? È qua, siamo noi, il vostro amore. Mimmo Locasciulli, i suoi brani più celebri riorchestrati con pianoforte, contrabbasso, archi, e poi c'è questo inedito, signori, se siete amanti della bella musica, quella che non si sente più da nessuna parte, che dove lo sentite Mimmo Locasciulli? Questa è Come far la spesa dal contadino, dovete cercare
suonare questi artisti, perché vanno avanti a suonare, assolutamente sì, e con successo, ma non fanno parte dei grandi circuiti, quelli grossi musicali. Bravo Mimmo Locasciulli, cercatelo su YouTube, il suo nuovo album, cercatelo negli store digitali. Sono le 8:37 con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, ma è apparso in radiovisione, signori, dai, ve l'avevo annunciato, è lui che provvede ai gadget di Radio Libertà, ultimamente ha delle idee molto particolari, escono gadget particolarissimi e l'abbiamo qua, il neo segretario, da pochissimo, segretario. Sì, della sezione Rescaldina. Rescaldina. Tra un po' decado come neo segretario. No, sei appena stato Però, eletto, assolutamente. Certo, 3 anni fa. Neo segretario della Lega, Marco Grimoldi, grazie per essere con grazie noi. per avermi detto Lega, sono già i piani alti, cioè insomma, Rescaldina naturalmente. Rescaldina, chiaramente, signori, famosa città dell'Interland milanese, sono le terme, ci sono le terme, famose terme di Rescaldina. Tra virgolette, i primi Celti liguri vennero e posarono le prime pietre a Rescaldina. Cosa ti dicevo? Cosa dici? Cioè ci sono anche delle strade romane, c'è tutto. C'è tutto, c'è anche droga, alla fine quello lì è un piccolo particolare, non ci facciamo anche boschetti eccetera, ci sono da tutte le parti. Comunque, poi c'è quelli che vedono i gnomi e via dicendo, ci sono anche begli eventi e poi avremo modo di parlarne, però in questo momento, ragazzi, cioè guardate qua, puoi fare una zoomata su questo gadget che sto facendo, lo dovete vedere sul sito radiolibertà.net oppure su Facebook, su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Grazie Francesco. Cioè ragazzi, questo sarà il gadget principale in distribuzione nella Pontida 2025 del 21 settembre. Un'anteprima assoluta che non ho ancora fatto vedere. Che cos'è? Che cos'è? Allora, avevamo tante bottiglie di vino. Perché siamo gente che beve, chiaramente. A me non piace il vino. Sammy si è messo lì, le ha scolate tutte, dopodiché tramite una persona che ci ha dato una mano e lo ringrazio, Renzo Panza. Grazie Renzo, grazie anche al figlio stupendo, Alessandro, storico e europarlamentare della Lega e non solo. Ci ha fatto a mano questa, cioè allora la bottiglia è stata, come si dice, pressata, non è più larga cicciona, ma è diventata quasi filiforme e ci ha messo un orologio dentro che quindi ha fatto un buco nella bottiglia. Certo, cioè prima ci siamo scolati io e te il vino dentro. Ma come ha fatto un buco nella bottiglia? Ci ha messo l'orologio e lo stemma di Radio Libertà. Grazie Renzo, grazie. Renzo, è stupenda questa cosa, è stupenda, ma soprattutto ragazzi questa, allora già adesso subito non lo posso spedire per posta, non scrivete me lo invii per posta eccetera, non sono un ufficio postale. Chiaro che per avere questa cosa, e non vale 2 euro, questa è una roba che vale almeno 10 euro, signori, ci mettiamo a fare i venditori, dai, allora non ve la do per uno, sino a 10 euro, 10, cosa 15, sono? 15 Ma anche punti. una pizza in più in omaggio, ragazzi. 10 euro mi sembra un prezzo buono, ma non è detto che magari lo vendiamo a più. Dove, quando, perché? Il 21 settembre al grande raduno della Lega di Pontida. Questo sarà il gadget principale, ma solo uno dei tanti, ragazzi, perché il Grimoldi è un vulcano. Attenzione, Grimoldi con Sammy, abbiamo è un vulcano, ed essendo tu un vulcano ti sei inventato delle altre cose pazzesche. Sì, questo qua ha uno scopo, si può dire che siamo andati a leggere libri di medicina. Sì, perché su questo c'è la medicina. Se hai coraggio, fallo vedere. Che questo c'ho anche la foto. Adesso vi faccio vedere anche la foto, perché c'è gente che è da giorni che si chiede: ma che cazzo è sta roba? Poi abbiamo letto i trattati dell'Unione Europea. Facci vedere, Francesco, la foto di questo oggetto misterioso che sarà in distribuzione nella Grande Pontida del 21. di settembre. Insomma, è un oggettino, guarda, è un oggettino che ti metti lì, schiacci, fai movimento alla mano, nel senso che le varie vene, arterie interdigitali, è e un poi ventilatore, signori, un ventilatore amanuense
Cioè di quel, ma hai parlato con Fratoianni, cioè praticamente non consumi niente. E poi fai ginnastica alla mano. Picciu. Sai che una volta c'erano le palline, quelle... Una volta si faceva anche un altro tipo di ginnastica con la mano, adesso arrivati alla migliore età, lo usiamo per farci freddo, no? E facci freddo, facci freddo, vedi, va. Guarda, è carinissimo, con scritto chiaramente Radio Libertà, naturalmente. Signori, e questa è una televendita, quanto la diamo questa? Signori, non ve la diamo per 1, non ve la diamo per 2, signori, 5, 10, quanto? Ma se uno ci lascia di 100 euro, noi te ne portiamo anche di più. Allora, non l'avete capito, siamo qui per campare, non so se l'avete capito, il Grimoldi ci sta dando una mano per cercare di avanzare e non indietreggiare come Radio Libertà. Questa festa di Pontida del 21 di settembre sul grande prato che ci sarà anche lì, pieno, zeppo di stand da ogni parte d'Italia, permette a Radio Libertà di sopravvivere. Perché? Perché dalle 7 del mattino alle 6 del pomeriggio siamo lì con migliaia di persone, ne arrivano 50, 60, 70, 80 mila da tutta Italia che ci vengono a salutare e soprattutto si vogliono portare a casa un ricordino. Il ricordino di Radio Libertà può avere appunto un 5 euro, spendere 5 euro per questo ventilatore ed è una cosa bellissima. Ma non è finita. E poi attenzione, questo da parte mia, i primi 10 che arrivano di mattina c'è anche l'aperitivo come sempre analcolico, ci mancherebbe, dai. Ma qui veramente esageriamo. E poi attenzione, io preferisco le Pontide col caldo, se dovesse piovere ok, va bene, però abbiamo un oggettino che stiamo preparando io e Sammy che va bene sia per il caldo e il freddo. Vi lascio la curiosità. Questo dice cose che io non conosco. Il problema è che io dico sempre di sì, no? Quindi stiamo per un oggettino. Che attenzione, non me l'hai mica detto. Sono stato a casa di Sammy, si sta facendo una cultura molto molto elevata su uno scrittore. Collodi. Pinocchio sta leggendo, quindi vedi che adesso mi dice di no. T'avevo fatto anche uno striscione a Firenze, ti ricordi? Ma chi era quello? Ma vabbè, signori, bene. Qui c'è un altro pacchetto. Questo me l'ha chiesto Sammy. Signori, altro pacchetto e stiamo aprendo in diretta queste cose. Guarda, subito iniziano a scriverci: che bella idea, me la regali? Col cavolo, qui non regaliamo niente, signore e signori. No, adesso chiaro che siamo amici, ci vogliamo bene, che tra virgolette noi regaliamo amore. Tutto. No, noi regaliamo tutto, basta che dall'altra mano ci sia un qualcosina per far funzionare questa piccola, come dico sempre, questa piccola grande radio. Sentite il rumore del vento? Non sono io che l'ho fatto, ma è questo ventilatore che fa vento. Che delizia e che tormento, signori, non è male, fa freschetto veramente, con scritto Radio Libertà. Penso che quello te lo rubano se fosse una giornata bella, il 21 di settembre a Pontida, questo è il primo che arriva, te lo porta via subito. E però anche col caldo mandi giù durante il freddo l'aria, in conseguenza te c'hai... Fantastico, signori. Apro il pacchetto, ragazzi, non so cosa ci sia dentro, c'è dentro un gadget che sicuramente farà discutere. Stato richiesto a Sammy, sì, Sammy mi ha detto ok. È vero. E ci fermiamo qua, perché è come posso dire, è inutile che noi certe persone glielo facciamo e certe altre no. Sto aprendo, signori, sto aprendo. Cosa potrebbe le agenzie in questo momento sono all'ascolto, stanno per battere la notizia, il nuovo gadget di Radio Libertà, signori, introvabile, ce l'abbiamo solo noi, le mutandine da donna con scritto Libertà sul davanti, ragazzi, sul davanti, mentre quelle da uomo c'erano scritto di dietro, se non erro. Scusa Sammy, forse non ti ricordi più come funzionano certe cose, mi sembra che le abbiamo messe. È scritto sul dietro anche la qua. Scritta, dai, io speravo, perché davanti non ci sta, libertà sembra quasi. Libertà dal di dietro, allora qui dal davanti vedi non c'è scritto niente. C'è scritto niente. A te piace proprio dal di dietro sta cosa. Me l'hai detto te. Sempre la colpa a me questo. Allora, sono bellissime, ragazzi, mutandine da donna nere. Chiaramente ci sarà la possibilità di provarle a Pontida e quindi dobbiamo mettere uno stand dove ci si può spogliare, oppure se volete, insomma, siamo assolutamente, non guardiamo. Sono belle o no? Ma sai che sono belle davvero?
Forza, scrivete 340-6709-659 per provare queste mutande da donna. Signori, io televendite ne ho fatte nella mia vita, ma sto migliorando. Sì, Francesco già si prenota, perfetto, una mutanda da donna per il nostro regista. Non sapevo avessi questi gusti. E chiaramente, signori, questi sono campionari, che non è che ne abbiamo 55, quindi i primi che arriveranno allo stand di Radio Libertà domenica 21 settembre, lo sapete, ci sono i pullman, a volte si arriva più tardi, eccetera. Prenotate le vostre mutande, scrivete un WhatsApp al 340-6709-659, mi scrivete Sammy Varin, voglio le tue mutande, e in senso chiaramente che no, perché uno capisce male, dice ma io ti do anche le mie, dipende quanto offri per aiutare Radio Libertà. Scherziamo, chi vuole portarsi a casa questo gadget irripetibile, perché ragazzi, il Marco Grimoldi ha sudato tanto per avere queste mutande, ma chi le hai fregate? E per scriverci non sono dietro state acquistate, libertà sul sedere, libertà, che è anche bello, siamo liberi, l'amore libero, facciamolo con chi vuole, ma certo. Aspetta, mi sposto. No, io no, però capite, questa è una roba bella. Guarda, stanno scrivendo tutti che vogliono ste mutande. E poi tira sul cursore cosa ha da dire questo, mamma mia, che paura. Ciao Sammy e Pietro, ma le mutande da donna più che mutandine sono mutandone? Ma tipo un po' più sexy, non ci sono? Ma come faccio a metterla scritta? Pure, dai, che cosa vuoi? Quelli che ti entrano nel sedere, ma adesso dove metto la scritta No, libertà che poi non si vede? Perché libertà è scritto in grande, guarda, libertà. Cioè, non è che l'abbiamo scritto in piccolino che non si vede un cazzo lì, che non passa inosservata sta cosa, E soprattutto, ragazzi miei, sono le famose mutande della nonna. Adesso, se non sono della nonna, della nonnina, quelle belle che a me piacciono, ti dico, a me la donna si di possono oggi... incorniciare, mettere il quadro nella vostra taverna. Ma le devi mettere su, che devi incorniciare adesso le mutande, ma per favore. E poi siamo in preparazione di altri 2 gadgettini che adesso non dico. Uno sì, perché l'ho portato qua adesso in radio. E diciamo che già 3 collaboratori della radio hanno già messo la loro firma. Purtroppo di questi ne faccio solo 2 di questi orologi. Gli orologi da collezione! Allora aspetta, c'ho la foto anche di questi, perché poi ricordiamoci, c'è qui Parlamento, Francesco, prima delle 9, 5 minuti, perfetto, grazie, grandissimo. E mi hai mandato le foto anche di questi, io adesso inizierò anche a pubblicarle queste foto, perché so che poi è un alert potentissimo per voi che verrete a Pontida nel grande evento nazionale della Lega il 21 di settembre, e molti di voi appunto mi prenotano il gadget. Perché? Perché i pullman con i quali arriverete a Pontida non arrivano alle 7 di mattina, a volte arrivano alle 9, alle 10 senza fretta, e a quell'ora molti gadget nello stand di Radio Libertà sono esauriti. Prenotate quello che vorreste. Chiaramente, signori, io poi non aspetto fino alle 4 del pomeriggio, sarò lì fino alle 4 del pomeriggio, però se non arrivate dovete avvisarmi. Questo, ad esempio, è bellissimo, inquadriamolo un po', Francesco, è un orologio semplicissimo ma molto elegante e soprattutto è grande. Sì, è grande, perché abbiamo detto facciamoli un po' più grandi. Che iniziamo a vederci male, non si vede un cazzo, allora lo facciamo bello, mi hai dato un'idea, grosso. Un cannocchiale, tac. Così. No, e la cosa più pazzesca, che non è un semplice orologio, tu dici, ma l'hai fatto anche l'anno scorso, ragazzi, questo sarà da collezione massima, perché ci saranno le firme di tutti quelli che parlano a questo microfono, ok? Dai collaboratori, dal grandissimo Grimoldi, al nostro regista Francesco, ma anche gli altri che ci danno una mano per la parte tecnica, i nostri direttori, vice direttori, tutti coloro che aiutano nella quotidianità questa radio metteranno la firma su questo orologio. Chiaro che poi sarete a Pontida, potrete farlo firmare anche ai big della Lega, così come potrete far firmare i famosi portachiavi di legnetto bruciacchiato. Sono andati, guarda che me l'hanno chiesti diversi, cioè sono diventato famoso per i legnetti e gli orologi. Veramente, quello è stata un'idea bellissima, soprattutto metterci la mia faccia, quelli che hanno comprato il portachiavi con la faccia di Sammy Varin, che sono ancora rimasti lì, cavolo, ma è proprio Sammy Varin, e lo usano poi chiaramente, no, con lo spillone, quando faccio il cattivo mi spillano
mano. Scherzi a parte, questi sono gadget introvabili, noi ve li proponiamo adesso per la prima volta, avremo modo di riproporveli, però confidiamo nella vostra mano economica. Sì, confidiamo anche e soprattutto a chi ci dà, come dice Sammy, sono pur sempre soldi, quei miseri 5 euro per poter far andare avanti questa piccola grande radio. Non chiediamo 50 euro, 100 euro, ci sono quelli ce che li danno, io sono felicissimo se di ve lo prenderli, per l'amor del cielo. ma prima pensate a voi e alla vostra famiglia. Se poi riuscite a darci una mano anche da lontano sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati, o attraverso il conto corrente postale storico, è sempre quello di Radio Padania, conto corrente postale 3767 1294, ci sono quelli che appena prendono la pensione ci danno una mano, conto corrente postale 3767 1294, ancora più semplice. Chiaro che arrivare a Pontida una volta all'anno ragazzi, è una cosa bellissima, riabbracciarci, stare insieme, sentire le direttive della Lega per il prossimo autunno e inverno, ma se proprio non ci potete venire, perché quel giorno sarete impegnati, perché magari non avete più un'età giovanissima ed è stancante la Pontida, ragazzi, d'altri tempi, ci avrete un figlio, un nipote, ci avrete un amico, un leghista, non leghista, anche un comunista amico che venga a Pontida il 21 di settembre, lo inviate, lo fate inviato speciale al gazebo di Radio Libertà, gli dite: "Wey, ti aspetta Sammy Varin al gazebo di Radio Libertà, comprami l'orologio con tutte le firme". Chiaramente io lo tengo via, mi avvertite prima, e quello arriva e vi porta un orologio con le firme di tutti i collaboratori di Radio Libertà. CQ. C'è anche una ragazza che lo fa questo, è una ragazza, la Raffaella, che la voglio salutare Raffaella! in diretta, Raffaella, che manda lì una persona a prendere i nostri gadget. Così si fa, signori. È chiaro, questo è stato il primo avviso. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Non posso che ringraziare il grandissimo Marco Grimoldi, che ci regala bellissime emozioni, ricordini stupendi. Questa bottiglia, ragazzi, il Panza ha fatto un lavoro stupendo. Papà di Alessandro Panza è una roba di famiglia, ragazzi, è gente in gambissima, ma questa è veramente roba d'autore, una cosa artistica, una bottiglia orologio. La bottiglia è stata com'è che si dice, schiacciata, insomma è come se l'avessimo schiacciata con una pressa, hai capito? Ecco, una roba del genere, roba che io non avevo mai visto, e mi dicono molto molto ricercata, soprattutto per le cucine, per le taverne. Ci sta da Dio. Chiaramente lo stemma Radio Libertà. Marco, ci risentiamo, Certamente, ci ritroviamo. dai, Non ci scappare. vediamo. No. Adesso c'è il Qui Parlamento, ci ritroviamo dopo le 9. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Questo è un tema, quello di oggi, che richiede dal mio punto di vista grande concretezza, e quindi io proverò ad essere essenziale come lo è stato il governo in questi 3 anni, perché su tutte le emergenze abbiamo registrato con piacere una grande tempestività di intervento. Stamattina 10 milioni stanziati per l'ennesima scossa di terremoto e per il costone crollato dell'isolotto di Punta Pennata. Che cosa ci dice questo intervento? Ci dice che c'è un governo che sulle emergenze non ha perso tempo, lo ha fatto investendo risorse, lo ha fatto soprattutto dialogando con i territori. Durante la scorsa settimana, con la commissione dedicata al dissesto idrogeologico, abbiamo incontrato, neanche a farlo apposta, i sindaci dell'area dei Campi Flegrei, e ci hanno raccontato che il dialogo con il governo, che le scelte poste dal governo nei diversi decreti sono state scelte efficaci, puntuali, che danno conforto rispetto ad una situazione di emergenza che rende tutto imprevedibile. Sì, perché se vogliamo andare al di là dei colori politici dobbiamo contestualizzare quello che sta accadendo. In particolar modo nell'area dei Campi Flegrei, in Campania, da inizio legislatura ci siamo resi conto e abbiamo compreso che tutto si vive alla giornata,
e anche il governo è costretto ad inseguire i fenomeni che si determinano sui territori. Ma come sta inseguendo? Ha stanziato finora 700 milioni di euro, lo ha fatto con la consapevolezza che ad ogni fenomeno e ad ogni nuovo evento si debba intervenire avendo anche la capacità di essere elastici, variabili. E allora siamo al terzo decreto sui Campi Flegrei. Io ricordo durante il primo decreto, di cui peraltro sono stato relatore, stanziammo 55 milioni di euro. Decreti che in conversione hanno sempre ottenuto risorse in più, perché insieme al governo ci ha lavorato il Parlamento tutto, decreti che sono riusciti a portare a casa anche soluzioni concrete. Io penso ad esempio alla ricerca di vie di fuga, io penso al lavoro per la riapertura della tangenziale Napoli-Porto di Pozzuoli, io penso all'attenzione del Parlamento e del governo propria dell'attenzione e del sostegno che si deve agli amministratori locali. E allora, di fronte a questo tipo di lavoro, io sono dell'avviso che si debba realmente lavorare insieme, perché il secondo decreto che ha dato supporto e conferma delle buone intenzioni del primo ci ha portato ad una cifra importantissima, 490 milioni di euro, che sommati ai precedenti 55 e ai successivi 50 milioni di euro, cioè quelli di questo decreto, e sommati ancora una volta ai 100 milioni della legge di stabilità finanziaria, ci dice che il governo finora su una sola area del paese che merita attenzione e merita grandi interventi, importanti interventi, ha finora stanziato 700 milioni di euro. Questo significa che la previsione ci porterà a sfiorare il miliardo di euro stanziati sui Campi Flegrei. Che cosa vuol dire? Vuol dire grande impegno da parte del governo, grande impegno da parte del centrodestra, grande volontà di condivisione con il Parlamento tutto. Allora noi vorremmo sentir dire dai colleghi di opposizione, anziché criticare il governo per il numero di decreti, noi vorremmo tanto che si riconoscesse che c'è un impegno concreto che consente l'avvicendarsi dei decreti e degli interventi alla luce delle emergenze che si succedono, e prima non era mai accaduto. Questa legislatura è iniziata, ricordo, con il decreto Ischia. Quella tragedia ha poi visto 150 milioni investiti da parte del governo. Ebbene, anche in quel caso c'è stato un intervento tempestivo ed efficace, e oggi su 209 interventi di ricostruzione siamo già a 110 interventi completati. Con questo che cosa voglio dire? Che da parte nostra c'è piena consapevolezza, la consapevolezza che la situazione di fronte a queste emergenze sia delicata e difficile, la consapevolezza però che l'impegno debba essere doppio e fatto di concretezza e di serietà. E allora io ringrazio il governo, e lo faccio anche alla luce delle tante scelte fatte in questi mesi, e soprattutto con questo decreto aver dato continuità e certezze ad un lavoro che guarda al nostro paese, alle sue vulnerabilità, alle sue fragilità, con un piglio di speranza e di fiducia verso il futuro. E allora annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega a questo decreto e a questo ottimo provvedimento. Grazie. Grazie a lei. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Amore, ti scrivo da molto lontano, ma non so dirti il giorno e nemmeno l'ora. Amore,
ti mando un bacio grosso e vero, tanto che sento sulle labbra la tua saliva. Qui fa caldo e la notte non ha fine, e le carezze sono come bombe che non mi fanno dormire. Amore, tra poco cambiamo postazione, camminiamo verso il fiume dei profumi, dove i soldati dalla riva scrivono poesie e ritrovano i sapori familiari. Amore, fosse l'ultima cosa, appena torno ti porto in Europa, questa guerra finirà. Amore, se mi pensi ancora, se fai fatica ricorda quel ballo italiano e vedrai che non siamo lontani, lontani, ma come ti chiami? Tu ci siamo già incontrati noi, classica frase per incominciare a parlare. Chiamami come vuoi tu, fammi parlare così, così amore, mi scrivi il fiume dei profumi, dove oltre alle foglie galleggiano i ricordi, le cose che a volte sembravano banali, vissute da lontano, diventano le più grandi. Questa guerra in fondo a noi non appartiene. Arriverà la pace e ti riporterà. Amore, fosse l'ultima cosa, appena torno ti porto in Europa, questa guerra finirà. Amore, se mi pensi ancora, se fai fatica ricorda quel ballo italiano e vedrai che non siamo lontani, lontani, ma come ti chiami? Non è una delle canzoni più famose di Mia Martini, ma questa Il fiume dei profumi, come ve l'abbiamo trasmessa, è un provino originale registrato nello studio di Biagio Antonacci nel 1991. A 30 anni dalla sua morte la si è voluta ricordare così, pubblicando questo pezzo, già pubblicato chiaramente, ma nella versione provino. Il fiume dei profumi. Mia Martini lo trovate esclusivamente su YouTube ed è un ricordo bellissimo di un'artista grandissima, incompresa, come a volte i veri grandi artisti. 6 minuti dopo le 9 del mattino, il buongiorno si sente dal Varin, ragazzi, tutti galvanizzati, abbiamo fatto la presentazione dei gadget ufficiali di Radio Libertà che distribuiremo nella Pontida 2025 il 21 di settembre, ma chiaramente poi lo sapete, se passate qui dalla Mecca della Lega, via Bellerio 41, e che ospita la sede di Radio Libertà, è chiaro che
già adesso li trovate in distribuzione. È chiaro che insomma con parsimonia, perché non abbiamo così tanti soldi per farne tantissimi, capito? Quindi ci sono piccole quantità, i primi che arrivano, soprattutto se siete collezionisti, meglio alloggiano. Qualche WhatsApp, ma soprattutto tra poco anche le vostre voci. Il tempo di leggere la prima pagina del quotidiano Il Giornale, che riprende la falsariga di un giornalone di qualche anno fa. Dazi, ora fate presto, titola il quotidiano Il Giornale, parlando di tempesta sull'economia. Partono il 1° agosto i balzelli di Trump, mentre l'Europa tratta ancora, ma per gli imprenditori peggio delle sanzioni c'è solo l'incertezza. Vero, vero. Le trame nel PD, Giallo Belloni, addio all'Unione Europea, la sinistra anti-Schlein sogna. Naturalmente, a proposito di dazi, l'editoriale di Alessandro Sallusti, che ci ricorda l'infinita telenovela dei dazi americani, roba che, ve l'ho detto, io preferisco non seguire. Quando le palle si fermeranno, nel senso le biglie, non so, che devo dire. Quando si calma e abbiamo qualcosa di più certo, magari approfondiamo. Augusto Minzolini, che scrive oggi sul Giornale, ancora insulti tra i due, Musk può far perdere il suo nemico Donald. E ancora i governatori, certo, Borgia e Zurlo scrivono oggi sul quotidiano Giornale, i governatori e il sindaco più amati sono di centrodestra. Lo chiamano governance poll ed è la misurazione del gradimento che ottengono gli amministratori, sindaci e governatori nel corso del loro mandato. E l'ultima rilevazione, noto sondaggi per il Sole 24 Ore, vede in testa un sindaco di Fratelli d'Italia, Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli Piceno, uno scettro condiviso con il governatore friulano Massimiliano Fedriga e avete visto con tanti altri governatori della Lega. Pagina 8, siamo sul Giornale. Regioni e comuni, centrodestra primo. Sondaggio del Sole, i più graditi Fedriga, Zaia, Cirio. Fioravanti, miglior sindaco. Sempre più basso il gradimento del primo cittadino di Roma. Gualtieri si ferma all'89° posto. Stesso risultato per Damiano Tommasi a Verona. Precipita al 72° posto il torinese Stefano Lorusso e chiaramente non si dice che fine ha fatto il sindaco di Milano, ma anche lui non naviga in buone acque, nonostante chiaramente sia consacrato eroe dalla sinistra al caviale che vive nella ZTL, sempre più ZTL ogni giorno che passa. È vero, è vero. Ancora sul Giornale, altra notizia che ha fatto veramente pensare in questi giorni, evaso dal permesso laurea, scomparsa anche la fidanzata. È scappato con la fidanzata, ragazzo condannato per la strage di Corinaldo, irreperibile. Andrea Cavallari e la compagna. L'appello del garante: si riconsegni, dimostri che la riabilitazione è utile. Bella domanda questa, bella domanda. Ancora notizie, ancora dal quotidiano Il Giornale. Il fenomeno Maranza arriva in spiaggia. No! Arrivano i Maranza da spiaggia. Danni, alcol, coltelli e al mare partono le ronde. Ragazzi, e non sono ronde islamiche, signori. È una notizia anche questa. Maria Sorbi sul Giornale. Lettini sfasciati, ombrelloni rubati dai lidi ferraresi a Milano Marittima. Lotta dei gestori alla malavita. Di giorno in spiaggia i Maranza non si vedono, se ci sono non si fanno notare perché sono silenziosi. Occhiali Gucci fake a coprire il volto, borsello Louis Vuitton nero a tracolla, a tagliare in diagonale la poca ambrozzatura sui pettorali, si buttano sui teli mare delle spiagge libere e non li senti nemmeno, ma loro la spiaggia la prediligono di notte, meglio verso l'alba, conclusione della serata nei locali. E a quell'ora che i ragazzini delle periferie milanesi e romane in vacanze, assieme ai Maranza local e a gruppi di minorenni stranieri, cominciano la festa. E per loro festa non significa falò e Alba Chiara alla chitarra come nei bei tempi andati, né birre e piadine calde per tutti. Prendono gli ombrelloni
e li sradicano, se li portano via, così tanto per fare. Prendono i lettini e li sfondano saltandoci sopra, menefreghisti irriverenti, o li impilano per fare le gare di coraggio e scattarsi le foto sulla cima della piramide. Mollano a terra le ciabattone Lacoste e si arrampicano per il selfie un botto drip con le braccia aperte e la scritta Palm Angels sul petto. In spiaggia lasciano bottiglie, sporcizia, prendono a calci le auto sul lungomare, devastano le siepi che delimitano le spiagge durante le loro risse che non nascono nemmeno da liti e discussioni, ma che sono sfide per far vedere chi è più forte, e allora sotto con coltellini di rapugni a completare, a colorire la serata, magari per com'è che si dice? Pullappare, che vuol dire rubare il telefonino a qualche sedicenne fighetto vestito Samberto originale. Signori, sono arrivati i Maranza da spiaggia, e questo davvero ci mancava, e a questo punto partono le ronde, e certamente voglio capire se gli amici sinistrorsi che governano ancora quelle zone hanno qualcosa da dire, e per favore, per piacere, facciamole queste ronde. E lo so, ai tempi li facevamo noi della Lega, ma sai che quello che fa la Lega no, guarda, razzisti, eccetera. Adesso le vogliono tutti queste ronde. Cosa dici? Apriamo le linee? Dai, apriamo, sentiamo un po' di ascoltatori. 0292947222 e anche i vostri messaggi. Vedo che Milano è ormai la capitale dei ciabattanti, ma il sindaco continua ad andare in giro con il mocassino d'estate e le stringate d'inverno, salvo scegliere sempre la calza giusta da abbinare. Che schifo d'uomo, Fabio, schifo in senso politico, of course. Devo rettificarti però che ormai non ciabattano più anche gli immigrati, i clandestini hanno scarpe bellissime che noi ci sogniamo, hanno telefonini ultima moda, e tu dici: è per quello, me l'ha rubato la scorsa settimana. Non scherzare, Sammy Varin. Però vedi, c'è stata anche una rivoluzione negli immigrati, non ciabattano più. Adesso quelli che ciabattano siamo noi. Alla Scala 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, sabato, signor Sammy, lei non c'era. Il primo titolo sul giornale era contro il nostro Matteo Salvini. Sul giornale, premetto che è un nostro alleato. E questi, signor Sammy, sarebbero i nostri alleati. Solo il giornale non poteva essere più offensivo. Comunque c'è da aggiungere che Tajani mi sembra che sta scoppiando, non so. Ho visto ieri sera una foto allucinante di lui. Va bene, comunque questa è una cosa mia personale. Seconda cosa, per chi mi rivolgo a quei signori che vanno in vacanza, signor Sammy. E allora, estate per molti, secondo me è sinonimo naturalmente di villeggiatura e viaggi. E oggi, anche per provare a risparmiare, si tende a prenotare, signor Sammy, sempre un alloggio o una stanza affidandosi a internet. Ripeto, affidandosi a internet. Se però non si presta la dovuta attenzione, questo rischia di farci incappare in qualche disavventura e di restare vittime di una truffa. Una casa che in realtà non esiste, un appartamento già affittato ad altri clienti, una casa o una stanza di albergo che si rivelano molto diversi rispetto a quelli visti in fotografia. E poi aggiungo e termino. Nel 2023, signor Sammy, 1.800.000 italiani sono incappati in una truffa legata ai viaggi e alle vacanze. I dati arrivano da un'indagine che rileva anche come il danno complessivo stimato ammonti a 643 milioni di euro, con quasi un truffato su due che non è riuscito a recuperare i soldi persi. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Io ti ho lasciato parlare perché stai dicendo delle cose molto giuste, molto vere, avvicinandosi le vacanze. È chiaro, uno poi disperato gli ultimi giorni ti butti alla ricerca di qualcosa, di un appartamento. Occhio veramente che ormai sono diventati bravi a fregarci, hanno studiato per rubare. 0292947222 o attenzione, chi mi guarda in radiovisione, tra pochissimo vi mostrerò nuovamente le mutandine da donna, nuovo gadget di Radio Libertà che
distribuiremo a Pontida il 21 settembre. Ce li ha portate il nostro Marco Grimoldi e chiaramente ormai tutti le vogliono, è chiaro, non sono un ufficio postale. O le venite a ritirare, ve le facciamo anche provare qua a Milano in via Bellerio 41, oppure aspettate Pontida 21 di settembre, dovete chiaramente prenotarvele. Cosa vuoi? Ne vuoi un paio? Dimmi, Francesco. Come fai a provare le mutande? E come fa a provare le mutande? Si tira giù quelle che ha, i pantaloni. Cioè, vabbè, c'è lo spogliatoio di là. Ah, proprio davanti, in diretta. Cioè, vabbè, faremo anche un'area a luci rosse, una versione notturna della mia rassegna stampa. A luci verdi, in modo che una certa... Ma cosa mi fai dire? Chi c'è in linea? Pronto? Sammy, mi senti? Ciao. Ascolta, questione dei dazi, una cosa semplicissima, dazi americani, ma quelli che sono su a Bruxelles, cosa aspettano a levare le sanzioni alla Russia? Così riprendiamo un po' il commercio e riapriamo le migliaia di aziende che hanno chiuso, i luminari che sono a Bruxelles. Queste cose non le pensano o dobbiamo ancora aspettare il clown il drogato di Kiev che continua ad andare a fare business in tutto il mondo per chiedere armi? Cioè, ma ci svegliamo o no? Un'altra cosa, parlando dei Maranza e Bulli, cosa aspettiamo a reintegrare i lavori forzati nelle miniere? Sicilia, Sardegna che sono chiuse perché per i costi, l'isola d'Elba è un toccasana per le nostre aziende metallurgiche. Incominciamo a farli lavorare come fanno dagli anni nei paesi dell'est, tipo Russia, dove quando qualcuno fa qualcosa non esistono i Maranza, gli tagliano i capelli a zero e li mandano in Russia in Siberia a lavorare. Ma ci vogliamo svegliare o stiamo dormendo ancora? Grazie. Grazie. Sì, magari sono idee un po' retro, certamente, un po' vintage, però sicuramente bisogna cominciare a fargli paura questi. Tu dici, però non hanno niente da perdere, fanno quello che gli pare. Attenzione a Tajani, fanno quello che gli pare, dice lui, e dice anche il PD, perché non hanno la cittadinanza. Come rispondere a chi ti dice questo, signori? Per eliminare i Maranza, diamogli la cittadinanza. Attenzione, domanda difficilissima, ma visto che mi ascoltano anche molti simpatizzanti, militanti della Lega, che poi vanno ai gazebo, che si devono confrontare, eccetera. Chi mi sa rispondere a questa domanda vince... una bambolina, no? Quello non lo vedo. No, ditemi, cosa vuoi? Le mutande da donna? Un portachiavi di legnetto bruciacchiato, con l'effigie di Sammy Varin. Mi hanno detto che li vogliono ristampare anche quest'anno, ma che cacchio. Pronto? Ciao Sammy. Ciao. Auguri per oggi, buon compleanno. Oh, grazie, auguri a tutti coloro che compiono gli anni. Ma mi hanno detto sta cosa, che ci sono un po' di compleanni in giro, è vero? Grazie. Io ti ho comprato il regalo, ma te lo porto a settembre, così ti faccio fare un po' di vacanze tranquillo prima. Oh, ti ringrazio, vacanze tranquille. Grazie davvero, grazie per gli auguri, ma naturalmente non è il mio caso, oggi compiono gli anni tantissimi, perché dovrebbe compierli Sammy Varin? Ma per favore, 0292947222. Pronto? Sì, Sammy, sono Walter. Buongiorno. Ciao, vorrei 2 o 3 cose. La prima è questa. Allora, per noi cardiopatici il Canonau, vino sardo, ricco di flavonoidi, è un bicchiere, te lo può consigliare anche il tuo cardiologo, anche se la valvola spannata. Oh, grazie. L'altra cosa è questa. Al signor Tajani io regalerei un libro con tutte le fiabe di Edipo. Perché dire che ai Maranza bisogna dare la cittadinanza equivale a dire lo scorpione che dice la rana portami dalla parte del fiume che tanto non ti pungo. Ma se sei scorpione prima o poi mi pungi, se sei Maranza prima o poi la minchiata la fai. L'ascoltatore prima ha detto una cosa da un punto di vista teorico perfetta, ma andare a lavorare e faticare, non è bisogno di mandare nelle miniere.
mandarle nelle RSA a pulire il culo agli anziani poverini che hanno problemi, mandare dei canili a pulire la merda dei cani. Ci sono tanti modi per far fare non lavori socialmente utili, lavori socialmente umilianti, così abbassano le arie. Ciao Sammy. Grazie. Vedete come sono sapienti i nostri ascoltatori. Dai, entrate in onda con noi. In questo momento le linee sono libere, è vero? Dai, più veloce può andare in diretta nazionale. Chiamate 0292947222. Grazie anche a Chiara di Milano, sempre tosta, te e la tua famiglia. Mamma mia, che cos'è che Lombardia autonomista? Qua c'è un altro gadget storico, 1982-1992, e vabbè, che cavolo, cioè hanno fatto proprio un gadgettone e vabbè, voi avete dei gadget, chiaramente qui è roba Lega. Lombardia autonomista era la storica rivista della Lega, quella che mi hanno distribuito a un semaforo e quel giorno ho fatto la tessera della Lega, ho spedito il coupon in via Arbe e mi hanno spedito a casa la tessera della Lega. Era il 1987. Premio Nobel a Cottarelli, che ha scoperto l'acqua calda. La burocrazia in Italia è un problema. Wow, che genio! Ci scrive Raffaella, brava. Se passa la legge sul ballottaggio, per i sinistri è la fine. È chiaro, non ce la faranno passare, però almeno proviamoci, Cioè è inutile, se uno prende la maggioranza basta, ha vinto e non c'è bisogno. Lo sapete, capita molto spesso che già vanno in pochi a votare, vanno al primo turno e poi al secondo turno non ci va praticamente nessuno. E ora, oltre che tesserato e sostenitore della Lega, sono anche abbonato a Radio Libertà. Un caro saluto Giacomo, ma grazie Giacomo. Sei andato sul sito radiolibertà.net, hai cliccato sostienici e poi abbonati, oppure sei andato in posta attraverso il conto corrente postale 37671294, ci hai fatto un versamento di qualunque entità. Grazie, io rido, scherzo, ma sapete quanto abbiamo bisogno del vostro apporto per rilanciarci e soprattutto, ripeto, partecipando alle feste della Lega, date un sostegno a Radio Libertà. Quando poi ci vedete, come ci vedrete a Pontida nel grande festone nazionale il 21 di settembre, affollate il nostro gazebo più che mai e approfittate per fare un selfie insieme, per portarvi a casa un ricordino, anche CD, libri. Vendiamo veramente le cose genuine, Ci saranno anche delle cose mangerecce, vi voglio dire già adesso. Approfittatene anche per aiutare la nostra radio con pochi euro. Certo, non siamo quelli che chiedono, no, non ne siamo capaci. Zaia deve fare un partito del nord, ma minimo. Zaia è chiaro che se fa un partito lo fa che guarda soprattutto al nord, ed è chiaro che lo farà all'interno della Lega, all'interno. Ma che cavolo ne so, non si sa ancora niente. Cosa mi fate parlare? Marco Tajani con le sue puttanate politiche, of course, non diverte, fa solo incazzare. La sua spudorata ricerca di consensi è aberrante. Marco, non lo so, ne parliamo alle 11. Viene Luca Toccalini, parlamentare della Lega, che ha risposto a Tajani in maniera bella tosta e vediamo cosa ci dirà in diretta. C'è una chiamata in linea? C'è una chiamata e la prendiamo. Pronto? Salve Locatelli Milano. Oui. Buondì. Senta, a me pare che l'aumento della bolletta elettrica è analoga a quello del gas. Sotto sotto qualcuno ci cova. Voglio dire che a pensare male di provenienza UE. Scommettiamo? Novità? Saluti Locatelli a tutti. E sempre un saluto a chi ha voglia e coraggio anche di parlare su queste frequenze. C'è un vocale, sentiamo che dice. Ciao Sammy, Pietro, ma le mutande da donna più che mutandine sono mutandone. Ok. Ma tipo un po' più sexy non ci sono? Ok, è il nostro ascoltatore che ricerca le mutande sexy. Oh, a me sembravano sexy. Comunque prometto che le faccio provare, le faccio provare a qualcuno. Con il sistema dossieraggi i leader li uccidono nella culla, scrive Walter. Grazie Walter, sempre allerta. Ciao Radio Libertà,
praticamente siamo in mutande. La tenevo per altri momenti questa battuta, se le dico tutte adesso dopo non so più cosa dire. Certo, siamo in mutande, siamo con le toppe al culo, si dice anche, però le mutandine sono carine. Ci sono anche quelle da uomo, signori, ve le abbiamo mostrate mesi fa, chiaramente le porterò prossimamente. Ascolterete la rassegna stampa, l'unica rassegna stampa condotta in mutande. Sammy, ti correggo, non è che non si vede un cazzo, e con queste mutandone non si vede una... Luca da Brescia, non eri secessionista, facciamo la secessione delle mutande, dai. Sono a Salsomaggiore, sono sconcertata da quanto vengo a conoscenza, per il quale vorrei che lo portaste a conoscenza dei vertici della Lega, e io faccio un copia e incolla e lo porto al piano di sopra. La scritta va in mezzo come il filo interdentale. La scritta Radio Libertà sulle mutandine che vi ho fatto vedere prima. Mi prenoto, ok? La state prenotando. Bene, il DAB non si sente, scrive Paolo da Udine. Paolo, fai una... F5, come si dice, fai un aggiornamento, prova a spegnere e riaccendere la radio. Molto spesso, poi con il maltempo che c'è stato in questi giorni, puoi immaginarti, anche il DAB funziona con i ripetitori. Complimenti per la scelta della canzone di Mia Martini, non la conoscevo, semplicemente meravigliosa e maestosa nella sua semplicità, incredibile, grazie mille per le emozioni. Francesco, non sai quanto mi faccia piacere il tuo messaggio, lo sai, io trasmetto solo musica indipendente, in questo caso lei era una big, ma questa canzone è sconosciuta, non ha fatto parte dei grossi circuiti, era uscita su uno degli ultimi album di Mia Martini, ancora in versione vinile, penso un po', l'avevo ricevuta in radio ancora su vinile, non ha avuto quel grande successo, ma quella che ti ho fatto sentire è un provino proprio inedito, Il fiume dei profumi si intitolava, la trovate facilmente su YouTube. Buongiorno, i cosiddetti Maranza fanno bene a fare quello che hanno visto che questo governo senza palle, permissivo fino alla nausea, gli permette. Oh mamma mia, Gino! Gino, sei un Maranza anche tu, e che cosa fai la sera? Questo se la prende con Fedriga perché ha detto peste e corna sui non vaccinati, è il più amato, cosa ci dobbiamo fare? È il più amato, ma è chiaro che abbiamo riconosciuto tutti che abbiamo fatto un bel errorino ai tempi del vaccino, lo abbiamo riconosciuto. Sì, me ne vado avanti dopo a leggere i vostri WhatsApp, ne sono arrivati tantissimi al 340 6709 659. Chiudo con le mutande. Francesco, Simone, è arrivato anche Simone, fatemi vedere le mutande, non le vostre, ma queste bellissime mutande da donna che saranno in distribuzione al gazebo di Radio Libertà di Pontida in provincia di Bergamo domenica 21 di settembre. Fammela vedere, fammela toccare, le mutande, voglio vedere le mutande, non me fa vedere, si vergogna, diceva no, ma dai, ma le mutande, non ho mica detto chissà che cosa, per vedere un paio di, eccole qua, grazie, in radiovisione su tutti i social, le mutande di Radio Libertà, per dirvi che siamo praticamente in mutande, ma vi vogliamo tanto tanto bene e vogliamo anche voi che indossiate queste bellissime mutande. Ho parlato abbastanza, me ne vado, ci ritroviamo alle 11. Avete ascoltato la rassegna stampa.